Papa Francesco a Malta, la notte della guerra è calata sull'umanità, non fallisca il sogno di pace, sul tavolo il progetto di un viaggio a Kiev. Russi in ritirata dalla capitale puntano a est e a sud, fa sapere Kiev, missili vicino a Odessa, Mosca mobilita le truppe in Transnistria. Fuga da Mariupol, il convoglio della Croce Rossa cerca ancora di raggiungere la città, oltre 3.000 evacuati nella notte da Zaporizhzhia. Il ministro Franco a Cernobbio, le previsioni di crescita andranno riviste, Confindustria stime al ribasso, Gentiloni rallentamento ma non recessione. Maltempo d'aprile, temperature in calo, neve in Sardegna, nel Cuneese, i danni della grandine sui raccolti. Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, centinaia di monumenti illuminati di blu, in Italia ne soffrono in 600.000. Fine settimana di aperture straordinarie delle dimore dei grandi personaggi della nostra storia, da Verdi a Pascoli a Michelangelo e i loro segreti tra arte e quotidianità. Buongiorno dal TG1, è cominciata questa mattina la visita apostolica di Papa Francesco a Malta, porto millenario di approdi e partenze, lo definisce Bergoglio in un telegramma al Presidente della Repubblica Mattarella, un'isola che è anche frontiera nel dramma dei migranti. Il Pontefice torna a chiedere la pace per l'Ucraina, riflette anche sull'invito a visitarla e lancia l'appello: rispondiamo con l'umanità all'aggressività che ci minaccia e al rischio di una nuova guerra fredda. Allora andiamo in diretta da Malta con il nostro inviato Ignazio Ingrao.